Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Tutti amici di Mattoscacco, ben trovati. Siamo di nuovo qui pronti per vedere insieme una nuova partita e la partita che vi presento quest'oggi è tratta dal campionato europeo assoluto 2023. Si gioca in Serbia e vi presento con il bianco il nuovo campione europeo 2023, il giovanissimo Alexei Sarana dalla Russia, che in questa partita affronta un altrettanto giovane grande maestro dell'Azerbaijan, ossia Mohamed Muradli. La partita è iniziata così, quindi D4, cavallo F6, C4 e 6, e questo è un seguito che abbiamo già visto tantissime volte. Alfiere B4 dopo cavallo C3 è una delle posizioni principali dell'animezzo indiana, e come dicevo in precedenti video, per chi non ha visto, che li vada lì a cercare per nuovi approfondimenti sull'animezzo indiana, quindi posizione principale dell'animezzo indiana, dove entrambi iniziano una lotta per il controllo di questa casa centrale. Qualsiasi cosa accada, sia il bianco che il nero vogliono il controllo di questa casa. Il bianco vuole spingere il proprio pedone in avanti e il nero dovrà cercare di impedire questa spinta il più possibile. E3 siamo ancora in piena teoria, e C5 è la scelta da parte del nero. C5 ha un'idea, o meglio, ne ha sicuramente più di una, però l'idea principale è quella di contrastare questo pedone centrale, cercando in futuro di isolare il pedone D4. In che modo? Vi faccio un esempio, magari il cavallo F3, catturo, e dopo D5 per il nero l'idea è cambiare il proprio pedone D con il pedone C4 del bianco per creare quella situazione dove si creerà un pedone isolato. Chiaramente tutto da giocare, però questa è una delle scelte principali per il nero. Tornando alla partita, dopo C5, il bianco, che è un giocatore molto creativo e aggressivo, tra virgolette, con obbligo di vittoria perché sta giocando con un avversario meno quotato di lui, il bianco Alexei Sarana con 2670 punti, affronta il suo avversario che ha soltanto 2540. E quindi, per impostare un gioco creativo dinamico, decide di posizionare un alfiere in D3. Prima o poi questa è una mossa che potrebbe essere senz'altro utile, perché da lì in D3 punto prendo di mira il possibile arrocco corto avversario. Cavallo C6, cavallo F3 e a questo punto alfiere per C3. E questa, vi dico che nonostante sia la scelta principale, è una mossa che mi sorprende, perché il più delle volte il nero è disposto a dare il proprio alfiere se si verifica una condizione, e la condizione è che il bianco perda un tempo attaccando quel pedone, attaccando con il pedone, cosa che qui non è avvenuto, e però sicuramente ci sono delle idee dietro. Cerchiamo di capire quali sono le idee che potrebbe avere il nero. La presenza di questi pedoni doppiati senz'altro sarà l'inizio della strategia che cercherà di creare il nero. Vuole cercare di attaccare questi due pedoni, e ricordate che quando ci sono due pedoni doppiati nella colonna C, il pedone in C4 è senz'altro il più debole. Potrebbe essere attaccato per vari percorsi, ma il più veloce è senz'altro con il cavallo. Il cavallo da solo non catturerà mai quel pedone, e quindi avrà bisogno del sostegno dell'alfiere, che potrebbe andare qui. In caso fosse necessario avere un terzo attaccante, con molta probabilità la torre andrà in C8, cercando di dirigersi verso il controllo di questa casa debole, di questa casa C4, dove attualmente si trova un pedone del bianco. La partita prosegue, pedone D6 e 4. Occhio, adesso, come vi dicevo prima, quando il bianco può farla, il bianco deve cercare di spingere in E4. Spingiamo in E4, abbiamo più spazio, spingiamo in E4. Abbiamo anche idee future di giocare E5 per scacciare quel cavallo difensore del possibile arrocco corto avversario. Il nero risponde così, con E5, che di per sé è una mossa molto particolare, molto carina. È chiaro che in caso di catture ciò che si verifica è una struttura pedonale abbastanza brutta, perché questi pedoni doppiati restano, e quel piccolo potenziale vantaggio di spazio che poteva esserci spingendo in D5 chiaramente qui non c'è più. Analizzando
un po' più nel dettaglio questa posizione, ci accorgiamo anche che questo alfiere è veramente brutto, perché è murato nelle diagonali che il più delle volte sono quelle più lunghe, quindi questa diagonale bianca che attraversa il centro è chiusa, così come la diagonale F1 a 6. La partita dopo E5 prosegue con D5, prendo spazio, guadagno un tempo su quel cavallo che dovrà andare via, e quindi H3. E H3 serve per evitare questa mossa. Un altro consiglio che mi viene in mente è che durante il corso della partita ricordate che se il centro della scacchiera è chiuso, e per centro della scacchiera intendiamo queste 4 case che abbiamo, se il centro della scacchiera è chiuso, i cavalli sono sempre più forti perché avranno più possibilità di manovrare e saltellare lì in giro per la scacchiera, cosa che gli alfieri non possono fare. Quindi H3 è una mossa necessaria, perché l'idea è proprio giocare alfiere G4 e poi boom, ti cambio sull'alfiere in F3. H6 per il nero, alfiere 3, dunque B6 e cavallo H4. Ok, siamo in un momento dove entrambi vogliamo cercare di impostare una strategia. Il piano originale che avevo annunciato prima del nero probabilmente è sempre lo stesso, cercare di prendere di mira, quando ci saranno le condizioni ideali, questo pedone C4 che purtroppo per lui e purtroppo per il bianco non è così facile da difendere. Dobbiamo tuttavia fare attenzione, perché spesso accade che io posiziono un alfiere in A6 convinto di ottenere vantaggio e poi dal nulla mi subisco questo scacco fastidioso, perdo il pezzo e quindi a quel punto chiaramente otterrò uno svantaggio. Il nero gioca cavallo G6 e questa vi dico che è una mossa che mi sorprende, perché da una parte cambiamo il cavallo, abbiamo detto che nella posizione chiusa cambiare il cavallo è qualcosa di positivo, però dall'altra abbiamo indebolito un po' la nostra struttura pedonale. La presenza degli alfieri obbliga la strategia del bianco a essere una soltanto, cercare di aprire la posizione, cercare di aprire il centro, e quindi F4 è una mossa necessaria, dovuta. Donna E7, se il bianco vuole aprire il centro, il nero vuole mantenerlo chiuso. Arocco corto per entrambi, e dopo Donna E1 inizia la strategia. Cosa vuole provocare il bianco? Il bianco vuole che il nero catturi per poi creare questo gioco fastidiosissimo sul pedone D6 che è rimasto un po' più indietro. Quindi in questa posizione il bianco vuole provocare questa cattura, ma il nero chiaramente non rende tutto così facile e gioca a cavallo H5, cercando di provocare lui stesso la cattura su F4, eliminando quest'alfiere che chiaramente è l'alfiere che potrebbe in futuro dare fastidio al punto D6. F5 sulla scacchiera, cavallo F4, cambio in F4, lui riprende e torre per F4. Cosa è accaduto adesso? Il nero, che non si tira assolutamente indietro, decide di cedere un pedone per bloccare sulle case nere. Come vedete, la presenza di tanti pedoni bianchi sulle case bianche chiaramente peggiora, altera la struttura pedonale, e chiaramente quest'alfiere è lì sempre con meno spazio. Donna E5, la mossa giocata, attacco il punto C3, attacco la torre. È vero che C3 è difeso, però per quanto tempo questa donna deve restare lì in difesa. Torre G4 per Sarana. L'idea facile è catturare in G6, e a questo punto la mossa, anche in questo caso una mossa molto impegnativa, non è la più spontanea, forse naturale cattura, perché potrebbe seguire la ripresa, cambio delle donne, l'alfiere riprende, però dopo tutti i cambi ciò che accade è che questa torre trova un facile ingresso sia qui che sulla settima traversa. Dal nulla la torre in E7 si coordina con la torre in G4, quindi la pressione su quel punto G7 potrebbe sicuramente essere molto fastidiosa e noiosa. Tornando quindi alla partita, torre G4, torre F6, donna D2 e a questo punto alfiere D7. La partita prosegue, torre F1 sulla scacchiera, torre F8, si fa pressione su questo punto F5, approfittando del fatto che per adesso siamo ancora in presenza di un'inchiodatura. Torre 1 giocata, torre 8, e qui si oscilla da una parte e dall'altra.
In caso di torre F1 probabilmente il nero ripete la posizione e, come sappiamo, se si ripete 3 volte si decreta il pareggio giocando torre F8. Ma Sarana vuole qualcosa in più e quindi da bianco decide di giocare torre 2. Torre 2 evita questa cattura perché dopo la ripresa ci accorgiamo che qui la sua donna, per quanto si trovi lì al centro della scacchiera, dal nulla resta intrappolata e quindi non si può catturare. Re F7, torre F4, a questo punto Re E7, ed è simpatica questa scelta da parte del nero perché il nero decide di emigrare con questo re verso zone più sicure e vediamo se realmente ce la farà. Torre F3, Re D8, H4, è il momento di cercare di aprire. L'apertura della posizione potrebbe valorizzare il gioco del bianco che in questo momento ha un pedone in più. La migrazione, facendo una citazione di D'Annunzio, la transumanza di questo re che si sposta da G8, inizia il suo percorso per andare in C7, è terminata. Adesso, passato l'inverno, vediamo un po' che cosa accadrà, se effettivamente il bianco riuscirà ad attaccarlo. Torre E8 sulla scacchiera, pedone G6, il momento di aprire le linee, è il momento di entrare con tutti i pezzi. La torre in settima è sempre un piacere da vedere, chiaramente è ancora più forte se lungo la sua traversa incontra il re avversario, cosa che si è creata adesso, e silenziosamente la torre che prende di mira quell'alfiere e in realtà prepara anche queste mosse un po' più strane. Re D8 sulla scacchiera, Don F4. Sono il bianco, non ha alcun timore di semplificare e adesso c'è il momento tattico in cui tutti i pezzi riescono a entrare. Don F7, molto bella questa intermedia da parte di Sarana che permette al suo avversario di salvare la torre se non fosse che questo scacco è parecchio forte. Il re torna in C7 e se sul lato di re abbiamo tanti pezzi che vogliono difendere e comunque attaccare, sul lato di donna purtroppo non c'è più nessuno che interviene. Donna 8 è parecchio forte perché minaccia la catturina 7, lo scacco in C6 e questo re nero purtroppo per lui è un po' ballerino. Dal nulla arriverà anche una torre in F8 che allegramente cercherà di dire anche lei stessa la sua. Il nero si dà per perso, il nero fa una scelta considerando la sua posizione persa, decide di creare un tentativo di perpetuo, quindi sacrificio di torre. Il bianco riprende, donna per E4, ma purtroppo per lui è tardi perché arriva donna per E7 e chiaramente qui ci sono così tante reti di matto che è difficilissimo difendere e anche molto improbabile difendere. Ve ne mostro qualcuna. Diciamo che quando questo re si sposta qui probabilmente gli do scacco, gli darò scacco su casa bianca, elimino questo pedone oppure quest'altro sempre con scacco e quando si libera dello spazio interviene anche la torre. Ok, una partita molto bella di Sarana, mi sono dilungato parecchio, adesso proviamo a rivederla insieme, dove si è creata questa Nimzo indiana e come avete visto i principi dell'apertura si sono rispecchiati un po' tutta la partita. Quindi l'obiettivo è cercare di spingere in E4 per il bianco che ci riesce e il nero da parte sua cerca di giocare contro una struttura pedonale sicuramente più brutta, più debole. La partita continua così, H3, vogliamo evitare di farci cambiare il nostro cavallo e la partita continua con cavallo H4 che viene fronteggiata da un cavallo in G6. Adesso la scelta del bianco è stata ok, accetto il cambio dei miei cavalli, però ti ho rovinato la struttura pedonale. F4 è una mossa necessaria, probabilmente qui per sostenere la casa E5 un'alternativa poteva essere cavallo D7. Don E7 la mossa della partita e dopo questa manovra arriva F5. Sacrificio di pedone per il nero che per adesso è vero che ha un pedone in più, però non dimentichiamo che il giovane Sarana è un giocatore molto creativo che, come avete visto, questo pedone è riuscito a mantenerlo durante il corso di tutta la partita. La vittoria è arrivata con queste manovre. Il re del nero capisce che sul lato di re, quindi questa casa di partenza, è molto rischiosa e allora decide di andare sul lato opposto. Tuttavia, nel momento in cui il bianco riesce
ad aprire la posizione, la torre in settima fortissima. Ricordate queste parole, cercate di mettere le torri in settima soprattutto se lungo il loro percorso incontrate il re avversario. La torre in settima è così forte perché poi si collega all'idea del sacrificio di qualità per rientrare con quell'alfiere che prima abbiamo detto essere molto cattivo e poi creare una coordinazione insieme alla donna. Qui c'è una minaccia di matto che purtroppo si deve difendere con torre 7 e dopo lo scacco ci accorgiamo che il bianco entra sia a destra che a sinistra e l'ero l'unico tentativo che cerca è quello di sacrificare la torre in G2 che purtroppo non porta a nulla. Dopo donna per A7 Alexei Sarana vince questa partita, eravamo al secondo turno se non erro, e quindi inizia la sua scalata verso il podio. Alla fine di una settimana di partite incredibili vincerà il titolo di campione europeo. Spero di avervi dato qualche dritta, qualche spunto didattico. L'appuntamento al prossimo video e vi rinnovo l'invito a seguire i social di Matto Scacco. Ciao a tutti e alla prossima!